Gli escrementi sul suolo pubblico rappresentano da sempre un problema, con un forte disagio per i cittadini dovuto alla maleducazione dei proprietari dei cani. Un problema, possiamo dire, esistito da sempre, con la mancanza di interventi per fermare l'incivile comportamento dei proprietari degli animali. Da qualche giorno il comune di Agrigento finalmente, è il caso di dire, ha fatto collocare a Fontanelle dei contenitori per la raccolta e lo smaltimento degli escrementi. Ma quello che succede sotto gli occhi di tutti è davvero incredibile. La piazzetta a due passi dalle scuole, dove sorgerà a breve il parco giochi L'Isola dell'Allegria, è diventata area di sosta per gli autobus extraurbani che ormai invadono gran parte del territorio comunale senza alcun criterio. Ma quello che non si riesce a sopportare, dicono gli abitanti di Fontanelle, è che gli autisti dei pullman, nel nostro caso, non si curano della presenza del contenitore collocato sul marciapiede, nascondendone la vista e interrompendo di fatto l'importante servizio. Sempre dai cittadini apprendiamo che il problema sarebbe stato segnalato più volte ai competenti organi comunali, ma fino a questa mattina gli autobus sono rimasti al solito posto, indisturbati. A questo punto è auspicabile che la polizia locale metta fine alla violazione commessa dagli autisti dei mezzi in pieno centro abitato.